Buongiorno a tutti e benvenuti alla nuova puntata di Pillole di Napoletano. Oggi parleremo di un termine discretamente usato, mi ricordo ancora lo utilizzava tranquillamente mia madre. Il termine in questione è cemmaraglia. Con il termine cemmaraglia si indica la bigiotteria, la paccottiglia, un ammasso di oggetti di scarso valore. L'origine del termine è dal latino, da submedalia, medialia. Le medialia erano riproduzioni di monete antiche che valevano la metà del valore reale della moneta in sé. La submedalia aveva un valore, medialia aveva un valore ancora inferiore. Questo per indicare proprio lo scarso valore degli oggetti indicati. Si indica soprattutto quando si parla di una donna che si è agghindata troppo sfarzosamente, quando ha messo un sacco di gioielli, una collana appariscente, degli orecchini grossi. Qualcuno potrebbe additarla, ti mise un gol la cemmaraglia, ti sei messa addosso la paccottiglia. Detto questo io vi saluto, vi ringrazio per la vostra attenzione, vi rimando a una prossima puntata di Pillole di Napoletano e come si dice sempre a Napoli, ciao Brim!